Seconda settimana per il nostro format La vostra voce. Oggi siamo in Basso Polesine, siamo nel comune di Portotolle e cerchiamo di scoprire e capire un pochino questo comune. Siamo in un posto iconico perché siamo davanti alla centrale di Polesine a Camerini, che rappresenta più o meno le tre anime di questa città. Ha un'anima agricola. Qua ci sono grossissimi appezzamenti di terreno, quasi quasi dei latifondi. Qua si produce una grandissima quantità di cereali, forse il nostro granaio italiano è qui. Ha una vocazione di pesca, qua siamo a Pila e tra l'altro conosceremo in questi giorni anche il mercato di Pila, i pescatori eccetera, e poi c'è una vocazione turistica, appunto nell'ex centrale sorgerà poi un grandissimo ed importantissimo villaggio turistico. Andiamo a scoprire per La vostra voce Portotolle. Cosa rappresenta per te Portotolle? Tutto, perché sono nato qua. Ma Portotolle Catiepolo o frazione? No, Catiepolo proprio. Ah, ci tieni Certamente. E cosa rappresenta per te? Insomma, rappresenta tutto, la mia infanzia. Ma come è cambiata Portotolle? Moltissimo. In bene o in male? In bene, cioè anche come paese si è allargato. Soddisfatto? Al 100%, sì. Se volessi fare un cambiamento cosa cambieresti? Non saprei, forse c'è poco lavoro qua, magari qualche fabbrichetta, ristrutturare meglio le lagune per la pesca e così insomma. Prenderemo appunti, grazie. Va bene, prego. Cosa ti devo dire? Il paese è stupendo, le persone sono stupende e sono felici di abitare qua. Lei nata qua? Nata qua. Catiepolo o frazioni? Frazioni. Da? Io abitavo al Ponte Molo. Abito qua, sto bene e sono a posto. Quindi non lo cambierebbe? No. Cittadini di Portotolle, una definizione secca, sindaco. Il cittadino di Portotolle è un cittadino laborioso, è un cittadino generoso, è un cittadino che comunque ha saputo attraverso le grandi difficoltà che in questi 60 anni, 70 anni ha vissuto, penso dalle alluvioni ad oggi, insomma ne ha attraversate diverse, ha saputo mantenere delle radici forti e ha saputo costruire un comune, una città che oggi vive una trasformazione culturale, una trasformazione oggettiva anche su quelle che sono poi le fonti di reddito future. Ecco, qualcuno sottolineava che Portotolle fondamentalmente è isolata rispetto, voi avete la Romea più o meno a un 10 km e quindi create più o meno un'isola, felice o no, questo magari me lo dirà lei, c'è questa sindrome di isolamento secondo lei? Portotolle è una comunità isolana, fa parte di un insieme di isole collegati con 4 punti d'accesso che sono i punti, 2 di barca e 2 fissi, e quindi sicuramente è già di su una comunità isolana e parte anche di una sua storia, di una sua tradizione. L'isolamento forse lo abbiamo vissuto di una parentesi politica datata di qualche anno fa, oggi credo che ci sia una sorta di avvicinamento, credo che ci sia un fattore che comunque Portotolle negli anni è riuscito a crearsi una sua identità particolare, un suo riconoscimento anche dato sicuramente, lo vediamo anche nel mass media negli ultimi anni, no? Penso all'attenzione avuta in questi ultimi anni, le conquiste avute, sono diventato un comune turistico, possiamo dire quasi a tutti gli effetti, le sue eccellenze nel settore primario, ha avuto comunque insomma un riconoscimento credo anche importante e ciò ha aiutato anche a lavorare in maniera sinergica anche con altre realtà. Avete subito un calo dopo il problema della pesca? Sì, c'è stato un bel calo. Sì. Se non hanno stipendio, hanno uno stipendio minimo. Quindi lo state subendo voi? Esatto. Zia, parlami di Portotolle. Non lo conosco Portotolle. Di dove sei tu? Di Donzella. E Donzella è Portotolle, no, non imbrogliare. Parla con lui, non con me. Manca, ti tirano via. Tra le eccellenze di Portotolle, luci sul mare. Siamo con l'amico Carlino che ci spiega cos'è questa associazione. Tanto facciamo una camminata, vediamo dove siamo. Sì. Allora, questo è il nostro centro, che noi siamo qua da 17 anni, qua come associazioni, e col centro da 13 anni.
Stiamo portando avanti dei progetti. Questo qua è il progetto Ponte Per, che è un'iniziativa straordinaria e soprattutto molto moderna per i ragazzi diversamente abili. In questo momento abbiamo ospiti, ne abbiamo 21. Quindi fanno dal mattino che andiamo a prenderli con i nostri pulmini, poi li portiamo a casa verso le 15, le 15:30, e abbiamo ragazzi che per la provenienza è di 6 comuni limitrofi, quindi noi facciamo un po' di tutto, cioè dal laboratorio oggettistica, che quindi abbiamo uno dei laboratori più attrezzati, e quindi dopo tutti naturalmente i progettini, che va da musicaterapia, teatro, che va da disco dance, soprattutto viaggi sul territorio, piscina e quindi mare, tutte queste cose che è nel nostro programma. Abbiamo parlato delle vocazioni di questa città: vocazione turistica, vocazione agricola e vocazione di pesca. Siamo nel porto di Pila. Conosciamo questo porto, conosciamo anche il mercato di Pila, un mercato molto interessante, ed ascoltiamo il vicepresidente della cooperativa. Quanti anni è che c'è il mercato del pesce? Penso più di 40 anni, se non è più di 40 anni. Il mercato funziona con asta a ribasso. Logicamente i commercianti hanno un pulsante che tengono abbastanza nascosto per non farsi vedere, c'è un orologio, l'astatore indica un prezzo di partenza, ok? E da quel prezzo di partenza lì il prezzo va al ribasso, quindi torna indietro, quindi da 15 euro si scende fino a quando un commerciante ferma il prezzo. Nell'ultimo anno, specialmente con la crisi della bombola, abbiamo avuto un aumento di pescatori non solo nella zona nostra, Pila, comunque isole di Caveniere, ma anche dalla parte di Scatovari, Polesine. Qua c'è una flotta importante che va a pesce azzurro e pesce bianco. Di quanti operatori ci sono? Operatori tra pesce azzurro e pesce bianco saremo più di 250-300 operatori sicuramente sui settori, sui peschereggi, più tutta logicamente le piccola parte, che sono pochi, almeno 200-300 persone anche lì, forse più, che dall'agricoltura sono passati alla pesca e lagunare. A te non piace Porto Tolle, invece a te? Dovrò venirci a abitare, quindi per forza. Tu abitavi prima a? Io a Occa, Comune Italia di Po. Comune Italia di Po, che è qua vicino, però tu hai sondato un pochino questo territorio, questo paese. Sì. Cosa ti sembra? Da cittadina esterna? Ah no, non è male, dai. Si potrebbe fare di più, però non è male. E in che maniera? Magari qualche attività in più nelle piazze, qualcosa in più. Alla sera non c'è niente. Com'è cambiata Porto Tolle rispetto agli anni 60, 70, 80 nel tuo caso? C'erano negli anni 70, per me in peggio, dopo non so se posso sbagliare. Sì. E perché? Perché non hanno fatto niente per il lavoro, ecco, non hanno creato qualche impresa, qualche azienda, qualche fabbrica. Cioè dici che mancano le fabbriche, la pesca non è riuscita a superare questo? Adesso è andata in crisi, quindi resta solo che espatriare. Ma tu sei nonna o? Sono la nonna. Sei la nonna, allora per i nonni qua si fa qualcosa qua a Porto Tolle? Per i nonni? Sì, in generale. Non sono ancora informata, perché è da poco che lo so. Non ti senti nonna ancora dentro? No, forse anche questo, sì. Però ecco, allora, ti chiedo, visto che c'hai la carrozzina di una bambina o un bambino? Un maschietto. Di un maschietto. E un bambino cresce bene secondo te qua, a Porto Tolle? O crescerà bene? Penserei di sì, perché le mie sono cresciute bene, non manca niente. Sì, si potrebbe avere di più, però bisogna anche accontentarsi. In questo momento qual è il problema più grosso per voi pescatori? Il problema più grosso noi pescatori attualmente è la laguna. Abbiamo lagune con scarsa purtroppo ricircolo d'acqua dovuto alla poca mare, e di conseguenza questo porta meno apporto d'acqua e ossigeno alle lagune. Attualmente la lettera da poco è stata inviata, non abbiamo ancora avuto risposte, speriamo di avere risposte il prima possibile, perché questo è un problema che ci portiamo da anni purtroppo, e speriamo finalmente di riuscire una volta per tutte a mettere sul piatto logicamente tutti e tre gli enti, ovvero Genio Civile, Regione e pescatori, primis, per riuscire a trovare una soluzione definitiva. Giovani mamme qua a Porto Tolle, cosa
prospettate per i vostri figli da Porto Tolle? Oddio. Sperereste che i vostri figli crescano bene, eccetera, eccetera, ma da Porto Tolle cosa vi aspettate? Oddio. Che abbiano una vita sana e che crescano bene. E secondo te qua a Porto Tolle ci sono le prospettive per crescere bene? Certo. Beh, voi siete cresciute bene? Sì, speriamo, speriamo crescano meglio di noi. Beh, voi che siete del Stato della Salute non mi sembra stiate male. No, decisamente no. Ma ci sono strutture per i bambini qua a Porto Tolle? Sì, l'asilo, no, il nido forse sì, non lo so. Sì, il nido, la materna, le medie. Quindi siete soddisfatti? Direi di sì, si può sempre migliorare, però al momento sì. Allora, Porto Tolle cosa rappresenta per voi? Sì. Ma secondo te si è abituato lui da Taglio di Po a Porto Tolle? Sì, stava per abituarsi, sì. E poi si è ritornato a Taglio di Po. Paese natale. Paese natale. E secondo te è meglio Porto Tolle o Taglio di Po? Ma che poca differenza. Un po' di mentalità sì, un po' mentalità diversa. Quale è meglio o peggio? Ma più o meno siamo lì. Si assomiglia, più o meno. Ecco, voi siete inseriti nel Parco del Delta, probabilmente il 60-70% del Parco Delta Veneto è nel vostro territorio. Questo però qualcuno contestava che non c'è sinergia con gli altri comuni. Lei vede questa poca collaborazione? A dire la verità, sinceramente, adesso io parlo del fattore istituzionale e quindi del rapporto che abbiamo anche con i sindaci, con le istituzioni. Credo che ci sia un rapporto anche di vedute molto vicine, di un cammino che stiamo facendo, cercando anche di aiutarci. Ci sono meno contraddizioni politiche rispetto sicuramente ad anni fa. Io 20 anni che faccio amministrazione, 6 anni che faccio il sindaco, credo che insomma alcuni cambiamenti si vedono. Dopo è anche vero che si nasce anche da una storia, no, Porto Tolle non doveva entrare nel parco, Porto Tolle aveva alcune situazioni dove magari eravamo anche distanti, ma credo che oggi la cosa sia inversamente proporzionale, tant'è che sono vicepresidente del parco, tant'è che insomma siamo all'interno di diverse associazioni, sono il presidente del Galpa. Vocazione agricola di Porto Tolle, di solito ci sono culture estensive, però adesso siamo in un'azienda, l'azienda Protti, che ha destinato 24 ettari per noci. È una cultura, diciamo, che ha preso piede già di diversi anni nella provincia di Rovigo, per una cultura specializzata come la noce, che ha un mercato totalmente diverso, ma è anche una cultura che ha esigenze molto diverse per le malattie, per le varie patologie che ci possono essere rispetto a un'azienda cerealicola. Il problema che noi abbiamo riscontrato è il problema dell'acqua. Noi l'anno scorso abbiamo avuto l'acqua salata, quindi non avevamo possibilità di irrigare e infatti le piante si sono praticamente bloccate, non sono morte miracolosamente, probabilmente perché noi qua sotto c'è l'acqua. Si sono messi in posa per farsi vedere. Voi siete di Porto Tolle? Scardovari. Da Scardovari? Allora, Scardovari, comune di Porto Tolle. Ma ancora c'è un po' di attrito? No. Un po'? Noi no. Però è meglio Scardovari o Catiepolo? Per noi è Scardovari. Sì, noi abitiamo a Scardovari, meglio Scardovari. Parlami di Porto Tolle. Porto Tolle, io sono un personaggio acquisito qua di Porto Tolle perché di dove sei? Sono di Bolzano. E qua per lavoro o per cosa? No, perché mia moglie è di qua, di Donzella. E quindi ti ha costretto a ritornare nel Delta? Sì, non è che mi ha costretto a ritornare, ci vengo volentieri perché è un bel posto. Certo che da Bolzano, città di montagna, sì, qua che non c'è neanche la montagna. Mia moglie abbiamo girato un po' tutti i posti, vabbè, comunque... Ah sì? Sì, no, vabbè, comunque... Ma cosa ti manca di Bolzano? E la famiglia, perché i miei sono là, quindi è un po' distante, però comunque ci riusciamo a vedere. Le montagne non ti... Sì, anche le montagne, però è bello anche il mare, insomma, dai. E ti faccio io quando vengo nelle zone di montagna, un po' mi opprimono perché non sono abituato a questo, da noi non c'è neanche un monte, niente. Vedere tutta questa larghezza che c'è qua nella pianura, non ti angoscia? No, anzi, è bello perché ti mette serenità, libertà, i panorami sono bellissimi, pieno di animali tipici, cioè è bellissimo il panorama, è diverso ovviamente dalle montagne, però il suo fascino, la laguna è bellissima. Ex centrale, i lavori sono andati avanti, è rimasto solo il cammino che non so se avete deciso o se l'azienda ha deciso o meno di demolirlo. Com'è la situazione, come stanno procedendo i lavori e
Quanto implicherà risistemare anche le infrastrutture in funzione dei numeri che hanno accennato quando hanno presentato il progetto? Si parla di 8.000 persone che ogni giorno dovrebbero transitare sulla zona, quindi i ponti, le strade eccetera. Adesso si avvierà la parte che riguarderà la variante urbanistica, le bonifiche, ai più una variante urbanistica di questa portata, perché parliamo di 300 ettari che erano industriali che devono passare al ricettivo turistico, con conseguenti bonifiche e tutto, non si impiega un mese. Sì, tra l'altro implicherà, mi diceva, una dozzina di enti che dovranno dare il loro parere. Sono procedure abbastanza lunghe, però possono finalmente determinare un cronoprogramma effettivo di vedere fra 2 o 3 anni. Situazione del turismo a Porto Tolle, siamo all'anno zero, siamo molto avanti, migliorata, peggiorata, stazionaria, com'è? Ma diciamo che negli ultimi 5 anni poi gli scenari tra Covid e non Covid sono sempre sono cambiati. Porto Tolle comunque è un territorio sicuramente di vocazione turistica, sicuramente con delle grandi potenzialità. Tutta la destinazione del Delta del Po può ricoprire un ruolo importante. Sindaco, siamo arrivati all'ultima giornata di questo nostro piccolo incontro con Porto Tolle. Qual è la visione che ha in mente per la sua città? Qual è la mission principale di un sindaco? Pensare alla qualità di vita dei propri cittadini, e credo che questa sia la visione che ogni sindaco deve avere, pensare alla bontà della qualità di vita dei cittadini, quindi servizi, quindi lavoro, quindi dignità di vivere in un territorio che sia anche raggiunto da quei servizi di base che necessitano tutti, anche le piccole comunità, anche i comuni più piccoli che ci sono sul nostro territorio nazionale. Puntata finita, settimana finita, la settimana prossima saremo dove? Probabilmente in Alto Polesine, per fare questa sequenza Alto, Medio e Basso Polesine e per scoprire la provincia di Rovigo, la nostra provincia.